Pronti? 1, 2, 3. Secondo segnale è quello valido. Refosco Lag è impegnato da Sassegna Spritz che lo sopravanza. L'errore a parte di Zodiaco Jet. Numero 1 Zodiaco Jet Finisce a tabellone, si squalificato. ritrae Sassegna Spritz alle spalle di Refosco Lag, i 200 iniziali in 15. In due hanno chiaro margine in vantaggio sul resto della compagnia. Capeggiato una ventina di metri abbondante da Volto del Nord, che ha perso tutti i metri che aveva nei confronti di Tilde Mati. A tabellone 0-1 MMG, mentre ha sbagliato anche Tenor Delon, fuori corsa Socrate Benal. 400 metri iniziali nell'ordine del 30, punta in avanti 1. Quando si va verso il completamento del giro, si propone a lato di Refosco Lag, cerca di coglierlo in contropiede, operazione che a metà della dirittura opposta riesce un battistrada nei confronti di Refosco Lag. Giro di corsa misurato sulla testa in 1-1, un battistrada nei confronti di Refosco Lag, quindi per linee esterne Taiga Jet che va a coprire quest'ultimo, lungo i birilli c'è Sassegna Spritz, per linee esterne Vegas Cloudlet. Il giro di corsa in 1.16.3, l'ultima pariglia la fanno per linee esterne Tilde Mati e di dentro Volto del Nord. Si va a un giro dalla conclusione col ritmo che torna a cadere davanti alle tribune, solo 15,5 in vantaggio 1 nei confronti di Taiga Jet. Aria in faccia e fornisce punto di riferimento a Vegas Cloudlet, poi Tilde Mati. Lungo i birilli ci sono, a seguito del leader Refosco Lag, Sassegna Spritz alla retroguardia Volto del Nord. Si va di fronte con in vantaggio 1 nei confronti di Taiga Jet, poi Vegas Cloudlet richiesta quando si va al miglio in 2-2 scarso, 14,5 a dritta di là, 1 è in vantaggio nei confronti di Taiga Jet, braccia e frusta. Refosco Lag che rimane lì in attesa dell'open stretch, fatica ad avanzare Tilde Mati all'ingresso a dritta arrivo, 1 è in vantaggio, Taiga Jet al largo, Refosco Lag che si butta in open stretch a 100 metri dalla conclusione, 1 è in vantaggio nei confronti di Refosco Lag, 1 sempre e comunque viene a vincere facile davanti a Refosco Lag. Al terzo termina Taiga Jet, quarto Vegas Cloudlet, 2,30,5 il doppio chilometro della testa, misura che vale meno per 1. Cristian Fracassa nella doppia veste di guidatore e allenatore, i colori dell'allevamento Scuderia DuPont Stable, il numero 11 sul tabellone al primo posto, al secondo il 2 di Refosco Lag, al terzo il 10 di Taiga Jet. Questo l'ordine d'arrivo della seconda di Cesena.